Sovramonte, campionati nazionali CSI Long di orienteering ovviamente, campionati regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con il sindaco Federico Dalla Torre. Eccoci qui a parlare di questa località magnifica perché oggi splende il sole ma perché ha veramente molte bellezze da mettere in mostra. Sovramonte accoglie oggi gli atleti con grande gioia in questo meraviglioso altopiano alle falde delle Prealpi Dolomiti Bellunesi. 30% di questo territorio sovramontino fa parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il rimanente 70% è costituito dalle valli laterali e dalle zone abitate. Cosa offre il Sovramonte? Il Sovramonte offre un ambiente incontaminato, offre delle particolari chiese affrescate ancora dal 200 in avanti e offre il primo albergo diffuso del Veneto nella frazione di Faller. Faller che è anche la capitale della mela prussiana. Dall'abitato di Col de Mic giù fino a Sorriva, passando per i boschi, ai piedi del Parco delle Dolomiti. Uno scenario fantastico, quello del campionato nazionale CSI Long e regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in una gara organizzata dalla SD Fonzaso in collaborazione con gli amici del Pavione. Fra le donne, la campionessa veneta è Anna Giovanelli, sul podio assieme ad Alice Ventura e Sara Di Furia. Sono contenta, la gara è andata bene, ho fatto una gara abbastanza pulita, e ho corso e ho cercato di impegnarmi al massimo. Faccio allenamenti di atletica, però li faccio per praticare orienteering. Sì, è il mio sport principale, l'orienteering. In MA è Emiliano Corona della Forestale a conquistare il titolo veneto, staccando di 48 secondi Carlo Rigoni e Michele Franco. È andata molto bene, la gara era molto impegnativa dal punto di vista fisico e mi sono soddisfatto. Porto a casa il titolo veneto, porto a casa anche la vittoria di giornata, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Ci avevo corso più o meno una ventina di anni fa, è stata una delle prime gare che ho fatto in questa zona, quindi sì, io abitavo qui vicino in Primiero, quindi c'ero già stato, ecco, erano molti anni che non bazzicavo più in zona. E proprio il terzo classificato diventa campione nazionale CSI. È il vicentino Michele Franco, tesserato con l'Atletica Caldogno. Fra le donne, la campionessa nazionale CSI è Alice Ventura, dell'Unione Sportiva Lavanze. La gara è andata abbastanza bene, sono contento. Ho fatto qualche errorino, qualche imprecisione, però niente di troppo grave, insomma. La gara è andata bene, la giornata ha sicuramente aiutato. I percorsi erano interessanti e sì, il bosco non troppo scorrevole, abbastanza tecnico se volete. Divertente comunque, divertente. Molto contenta, sì. È stata una gara abbastanza dura perché c'era molto da correre, però sono contenta. Ho avuto difficoltà all'inizio per entrare in carta, però poi mi sono abbastanza adeguata e è andata bene. Per il centro sportivo italiano, quello corrente, è un anno particolare. Si festeggia infatti il 70° della sua fondazione. 70 anni, sono 70 anni che è nato il CSI nazionale, è nato nel 1944 durante la guerra. Sono 70 anni che il CSI fa educazione. Una bellissima esperienza questa, soprattutto in questo bellissimo territorio all'interno del Parco delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio dell'UNESCO. Non è la prima esperienza di nazionale di centro sportivo italiano che ospitiamo Belluno. L'anno scorso infatti abbiamo portato che in nazionale di atletica. Quest'anno la prima esperienza con l'orienteering e direi molto positivo il fatto che nasca questa collaborazione fra enti di promozione e la federazione che è la FISO. La gara long, a differenza della sprint del giorno prima a Dimer, presenta alcune difficoltà peculiari. Si corre sì, ma in bosco, nel quale è necessaria una tecnica particolare. Si corre molto forte, ci sono degli atleti che corrono molto forte in bosco, anche se apparentemente non sembra, perché ci vogliono delle caratteristiche e delle attitudini molto particolari. Per cui l'allenamento ideale sarebbe sì quello di fare una corsa, una preparazione di base all'esterno, sulle strade, sulle piste,
ma comunque anche fare delle buone e ottime preparazioni in bosco. Ed in Veneto si inizia a programmare la nuova stagione federale. Moltissime le gare in calendario in una delle regioni faro per il movimento orientistico nazionale. Molte sono le gare, siamo a 60 gare in un anno, quindi insomma un bel programma. Mercoledì faremo il programma per l'anno prossimo, speriamo di arrivare a questo livello. Qui erano 400 persone, quindi un segno di una vitalità di uno sport che alla fine è uno sport di nicchia, uno sport che possiamo considerare ancora minore. Però la gente viene, si diverte, vediamo ancora molti giovani, quindi un bel segnale per la nostra regione, così come il Trentino ovviamente, che è anche lì l'orientamento da 40 anni va avanti e vediamo giovani, quindi crediamo fortemente nello sviluppo di questo sport e nell'arrivo al sogno finale che è quello olimpico. Un numero assolutamente considerevole che ha riempito con la propria presenza ed il proprio entusiasmo i boschi di Sovramonte. È una partecipazione che rende merito all'organizzazione del Fonzaso, terza società classificata della 2 giorni dietro a Primiero e Pavione, e dal suo staff che in sinergia con i sodalizi limitrofi sta compiendo passi da gigante. Abbiamo grosse collaborazioni anche col GS Pavione e col vicino US Primiero per improntare degli allenamenti insieme in modo da far crescere tutti i ragazzi, sia dai principianti fino ad un livello maggiore. Abbiamo avuto infatti quest'anno Bertelle Michele che è andato agli europei, si è qualificato per gli europei. Ehi là, salve. Buongiorno. Di solito sono più in ordine. E dopo le meravigliose immagini della gara della competizione long qui di Sovramonte, eccoci in chiusura con il presidente della SD Fonzaso, Guido Parteli, che proprio qui a Sovramonte con la sua società ha organizzato questa competizione. Allora, una società, il Fonzaso, che si espande nel territorio oltre il vostro comune. Siamo qui nel territorio di Sovramonte per proporre ai Laurentini anche questa bellissima località. Assieme al GS Pavione, noi dell'SD Fonzaso proponiamo questa attività perché si venga divulgata tra i giovani. Anche col CSI, che è come il primo campionato nazionale, è una cosa che volevamo da molto tempo e siamo riusciti con entusiasmo a portarla a termine. E ci pare che da come è stata organizzata questa gara, la gara di ieri di Imer, qui veramente le cose le si sappiano fare in maniera egregia. Grazie a Guido Parteli, un saluto a tutti voi qui da Sovramonte, da questi magnifici posti.